Cosa vede nel futuro per l'Italia? Vedo la possibilità di, forse con una certa progressività, ecco, di poter, se riusciamo a coordinare quello che è però il nuovo modo di vedere lo sviluppo. Non potremo certamente ritornare con gli stessi parametri di prima, questo è assolutamente scontato, ma dobbiamo rivedere una formula, un modello di crescita diverso. Su questo modello di crescita io sono convinto che abbiamo molte possibilità di ricrearlo. Il Nord-Est non è morto, anzi il Nord-Est è ancora vivissimo perché sono vivi gli imprenditori. Sono convinto però che questi imprenditori hanno bisogno di risposte diverse e soprattutto un modello, vedi anche tassazione, vede tante cose che giustamente anche gli industriali stanno dicendo, che servirebbero veramente a ridare quel po' di fiato che serve alla base per poter ripartire, ripeto, su un altro modello. Ripartire, la crescita, ottimismo, un ruolo importante anche le banche in questo progetto. Certo. Ma infatti lo dico, le banche è fondamentale che riprendano nel dare fiducia. Nel discorso che dicevo prima, la base di tutto questo è ridare fiducia non soltanto alle famiglie, dare fiducia alle aziende giustamente, ma che ci sia anche la fiducia restituita alle banche, che si finisca un po' con la demagogia imperante di questi tempi che ha cercato solo il massacro. Tanto peggio, tanto meglio, basta, dobbiamo finire, dobbiamo iniziare a ricostruire, basandoci chiaramente su degli elementi oggettivi. L'oggettività credo che sia anche nel senso della banca di credito cooperativo. Noi non abbiamo utili da poter dare ai nostri azionisti, abbiamo soltanto servizi e diciamo così, prospettive di positività da restituire. Faccio riferimento anche precisamente a quello che è la possibilità di operare su una struttura come quella dell'auditorium, in cui viene messa a disposizione anche dell'azienda perché possa magari presentare i propri prodotti, che possa presentare le proprie, diciamo così, virtuosità a dei clienti e lo viene a fare in banca. Questo credo sia un biglietto da visita ottimo anche per poter presentarsi a interlocutori stranieri.